prepariamo maccheroni. In cucina abbiamo Nonna Peppina e Paola. Paola. Siamo suocera e nuora. Ogni chilo di farina, semola, io metto 3 uova, ce ne vogliono anche 4, ma con 3 io ne uso 3, perché sono già abbastanza. Ci vuole un po' di sale, un po' di olio, un cucchiaio di olio, un po' di sale, farina e uova. E un pochino d'acqua. E poi si impastano con l'acqua. Da quanti anni li prepara lei con le sue mani? E ora glielo dico, perciò ce n'ho 83, io 83 anni, li facevo a 10 anni. Perciò ho 73 anni che faccio maccheroni, gnocchi. E quanti Che piaceri ha regalato nel corso della sua vita? Infiniti. Sì, sì, veramente per gli amici, ci riuniamo assieme per le feste. Acqua, prende l'acqua. Ancora acqua. Perché i maccheroni sono tradizionali per le feste, per carnevale. Se manchi i maccheroni a carnevale già manca tutto. Col sugo di carne di maiale. Questa è la tradizione. Quindi questa è la tradizione qui di San Piero Patti. Al carnevale non può... Non può venire il carnevale se non ci sono i maccheroni. E poi Perché l'impasto. una volta, sai che si faceva? Si facevano i maccheroni, poi si vestivano di maschera e quando passavano di casa, queste maschere facevano il giro delle case e assaggiavano il sugo. I maccheroni no, ma se si fermavano a volte preparavamo pure i maccheroni. Come si fa a capire che abbiamo messo la quantità di acqua giusta? Più o meno mi persuado a occhio io, non la metti più. Qua sta la bravura. Saper capire. Perché uno se ne accorge già quando non deve essere né troppo molle né troppo dura. Chi le ha insegnato a fare i maccheroni? Il maccherone me l'ha insegnato mia mamma, ma se lei lo vuole sapere benissimo, la maggior parte l'ho imparata da sola. Perché mia mamma andava a lavorare, a me mi lasciava a casa e io preparavo i maccheroni, i gnocchetti, i maccheroni, Il pane. qualche volta il pane. Adesso si cambia proprio. Ecco. Perché queste ore si devono lavorare. Purtroppo io ora con le mie braccia sono un po'... Quindi questa è la tecnica per impastare bene. Sì, ma oggigiorno li impastano con la macchina. Io ancora sono tradizionale, con le mani. Anche il pane, eh? Poc'anzi diceva che a 10 anni iniziò, quindi immaginiamo uno sgabello per arrivare al tavolo e Esattamente. la immaginiamo da piccola Ho con fatto il l'emozione. pane da sola la prima volta. Quando è arrivata mia mamma ha trovato il pane già fatto. E che te l'ha detto? L'ho fatto io. Di testa mia, ho detto. È venuto buono. E non lo dimentico mai, eh? Emozioni infinite e grandissime in questo nuovo momento. Oggigiorno non succede sicuro, guarda. Sono cambiati i tempi. Sì, sì. Però bene o male, eh? Bene o male per i giovani. Cosa però del passato non deve essere mai dimenticato. secondo me. Esatto. Il passato è... guarda, io torno indietro sempre. Sempre indietro col mio pensiero. C'è un po' di nostalgia dei tempi passati. Abbastanza, sì. Guarda, nonostante non c'era tutto quello che c'è oggi, però era più bello, più amicizia, più benevolenza, più volute in famiglia, con gli amici, tutta un'altra cosa, guarda.
E sono rammaricato un po' per questo io, perché oggigiorno i telefoni purtroppo hanno fatto allontanare un po' di amicizie. Il dialogo una volta era presente nelle famiglie, durante il pranzo si parlava. Esatto, ci invitavamo tutti assieme, due famiglie, parenti, a fare queste scorpacciate di maccheroni. Per i matrimoni pure si usava fare i maccheroni. Sì, sì. Nella mailla. Quindi anche i maccheroni venivano preparati in occasione del matrimonio. Sì, Dei sì. battesimi. Non si andava al ristorante, si festeggiava a casa. A tutti casa, insieme. si festeggiavano nelle case. Si cominciava due Si giorni faceva. prima a preparare. E non solo i maccheroni, mi pare pure i biscotti, le Abbastanza. nuvolette. Perché ora li divido io E perché, ora faccio pure io, secondo me. perché viene pesante. Questo si deve ammorbidire. Hai visto come si lavora? Ci vuole la forza. Bisogna impastare a lungo? In base al lavoro che mette, la forza che ci mette. Io faccio rubare la pausa. Una volta si lavorava tutti insieme per preparare il pranzo o la cena per le grandi occasioni, piccoli e grandi insieme, Sì, sì. era un momento di unione anche quello. Con i miei parenti ci mettevamo assieme e si faceva maccheroni per 2 o 3 giorni, del periodo di carnevale. E poi si cantava, si Si divertiva, suonava. si suonava, ricorda quei momenti? Con la fisarmonica, con l'organetto. Sappiamo che a San Piero Patti si balla durante il carnevale, è vero? San Piero è per il ballo. E noi altri con mio marito, guarda, una sera non ci lasciava per andare a ballare. Tutte le sere, 5 sere a ballare, si ballava fino alle 6 la mattina. Mio marito faceva il salto. E allora si lavorava fino alle 10:30, alle 11. Poi ci preparavamo e ce ne andavamo e andiamo a ballare. E si ballava fino alle 6 la mattina. La mattina facevamo una spaghettata e tornavamo in sartoria a lavorare. Non si dormiva. No, c'era il lavoro allora. Intanto si continua a impastare, a lavorare, quindi Certo. possiamo ricordare gli ingredienti che abbiamo utilizzato. E allora farina Farina di di semola. semola, un po' di sale, un pochino d'olio, uova e acqua. Quali sono le dosi? Un chilo di farina, abbiamo messo 3 uova, no? Sì. Vabbè, a piacere. Si può fare anche con 2, con 4, secondo i gusti. E Si possono fare anche senza uova, se si vuole. anche senza. Sono più leggeri. Il sugo che accompagnerà questi maccheroni è un sugo di carne? Un sugo di carne di maiale e salsiccia. Carne sotto e sopra di maiale e salsiccia. Mi sta già venendo l'acquolina in bocca solo sentendo parlare di tutto ciò. E ora vi faccio vedere il sugo. Ce l'ho preparato. Già Non pronto. vediamo l'ora di Già vederlo, pronto. sentire il suo profumo. Perché il sugo ha bisogno di una lavorazione più lunga, almeno 4 ore di cottura. Quindi abbiamo iniziato stamattina. Li facciamo un pochino, va bene così. Facciamo dei bastoncini, si passano nell'olio e poi si mettono a riposare. Almeno devono riposare mezz'oretta. Olio di oliva naturalmente. Tutto genuino.
Quindi quest'altro passaggio cosa consente? La morbidezza? Sì, Questa è la diciamo che morbidezza e poi- riposa la pasta, quindi più, diciamo, più adatta poi per essere stirata. Si possono stirare anche subito, però se uno li lascia riposare, Cammina meglio la l'ultima pasta. fase è più agevolata. Adesso è raro trovare i maccheroni stirati a mano, perché di solito dicono maccheroni caserecci, però sono fatti con la macchina. Infatti sono tutti uguali, perfetti. Facendoli a mano invece non ce n'è uno uguale all'altro, però hanno un altro gusto. Quindi bisogna lasciare riposare questi filoncini. Sì, come mezz'ora. Un mezz'oretta, 3/4 d'ora e poi si fanno i pezzetti e si stirano con la verga. Quindi faremo i maccheroni con il buco. Con Con il buco, questi maccheroni con il buco. sono più leggeri. Questi sono i veri maccheroni, i maccheroni fatti a mano, Sì, così come da tradizione. Questa è proprio la lavorazione del maccherone. Poi se si fa a macchina è un'altra lavorazione, perché impasta tutta la macchina là. Quindi qui vengono lasciati a riposare. Sì, quasi ora vengono a riposare, un mezz'oretta, 3/4 d'ora, poi si stirano, li mettiamo su un tavolo a asciugare, poi si mette la pentola sopra, si scaldano, si mangiano. E buon appetito. E si provano le più grandi emozioni mangiando Un tradizione. bicchiere di vino rosso. Certo, Ah, il vino un ci altro vuole. ingrediente importante è la ricotta. Ecco i maccheroni già fatti, La ragazzi. ricotta grattugiata. Già fatti i maccheroni, ragazzi. Se qualcuno vuole venire a mangiare maccheroni, Maccheroni Li aspettiamo. San Pietrini. A San Maccheroni Piero a Patti. San Piero Patti, quindi maccheroni San Maccheroni Pietrini. San Pietrini. Per il carnevale non fatti possono da nonna mancare. Peppina. non se ne viene a casa stasera che poco, Il sugo ce l'abbiamo già pronto, se lo volete Ora lo vedere. vediamo anche. Ed ora Tanto infatti- vediamo come continueremo poi. Abbiamo qui. Sì, ora facciamo vedere pure com'è. Tanto un... Ah, non tornate dopo no, per sapere. facciamo vedere intanto cosa Com'è? utilizzeremo poi. Fai vedere. Vediamo. giunco. Questo è un giunco, Questo è un quindi giunco secco già, che si raccoglie. Questo si fanno i pezzettini. Così, Dove si guarda. trova? Vicino al fiume, Questo dove c'è l'acqua. si trova vicino all'acqua. Si raccoglie, si fa, diciamo, seccare, e poi si usa per fare i maccheroni, per fare il buco dei maccheroni. quindi maccheroni con il buco. Eccolo qua. Cosa abbiamo messo in questa pentola? Carne di maiale, in pratica è la pancetta di maiale e la salsiccia che viene rosolata prima con un po' di cipolla. Rosolata con la cipolla e Con la poi cipolla. sfumata col vino bianco. Sfumata col vino bianco, poi si mettono gli aromi, l'alloro e poi si aggiunge la passata di pomodoro e deve cuocere molto lentamente per tante ore, almeno 3-4 ore. Ci siamo, ora ultimiamo il lavoro dei maccheroni. Allora, come si preparano? Quindi qual è la parte finale? Intanto cosa sta utilizzando? Sto utilizzando il giungo, si chiama, è un Giunco. giunco si chiama, una bacchetta. Si mette il pezzetto di maccherone, guarda, tagliata a 2 centimetri e poi si fa lavorare così. Dopo che è riposato la pasta si riprendono questi filoncini, si allungano un altro pochino e si tagliano i pezzetti su per giù della stessa misura, Più grosso, più piccolo. ma non vengono mai uno uguale all'altro perché essendo a mano Proprio questa è la caratteristica dei maccheroni esatto, fatti a Bravo, mano. bravo. uno più grosso, uno più Caratteristiche- fino, uno più corto, uno più Altrimenti si lungo. mangia gli spaghetti. Poi ci sono quelli che li fanno ancora più corti, più cortini. più fini. Noi di solito li facciamo a questa lunghezza. Allora, facciamo vedere quindi come si fanno. Quindi, Aspetta, ora prendo l'altro. Allora si prende il bastoncino, si mette il giunco qua dentro, si gira e si passa sotto la mano. Si sfila e il maccherone è già pronto.
i maccheroni con il buco, ecco, lo vediamo lì. Sì. Poi c'è una strategia, quando si prende il maccherone si deve prendere sottile perché il buco non si deve chiudere, se uno lo schiaccia si chiude il buco. C'è anche questa caratteristica, ci vuole il modo come prenderlo, il buco deve restare intero. Entra l'acqua da dentro e viene più leggero poi per... La cottura invece di questi maccheroni quanto sarà? La cottura 10 minuti, un quarto d'ora. 10 minuti, già è abbastanza. Stiamo cambiando il giunco, va cambiato? No, perché mi è scappato. Certe volte si rompe. E certe volte si rompe. Ma si può utilizzare anche il ferretto del vecchio ombrello? Sì, sì, però è più igienico questo. Questo è nato per il maccherone, questo è giunco. Secondo le E poi usanze, c'è da uno magari non ce l'hanno la possibilità. Dove si trova il giunco? Questo giunco lo raccolgono vicino, dove c'è un po' di acqua, un po' di umidità, vicino i ruscellini, dove scorre l'acqua un pochino. Ci vuole tanta pazienza. Sì, però è come tutte le piacevole. cose buone, Però è pazienza piacevole, si ha, il e lavoro più è buone piacevole. vengono. In tutto, nella cucina ci vuole pazienza Ci vuole pazienza e fantasia in cucina. E tanto amore. e tanto Sì. amore, certo. Vabbè, l'amore ci vuole per qualsiasi lavoro che fanno se ci tieni. È arrivato il momento di preparare i maccheroni, di mettere i maccheroni in pentola, pronte per bollire. Eccola. Ecco i maccheroni in pentola. Bravi. No. Sì, c'è quello grande. Ed ora? Ora mettiamo il sale. Bello abbondante, così ci mettiamo il vino di sopra. E mescoliamo. Un cucchiaio fatti salsa, non ci fa niente. Ecco. Qua si vede il sugo. Sotto sopra di maiale con la cotenna. Non si ne accumulano. Li facciamo scolare bene e li mettiamo nel piatto di patata. Ci vuole messo. Oh, che piace che devo. Basta. Paola, ne dobbiamo prendere un po'. Bianchi.
mettere sul pezzettino, la salsiccia è di sotto. Qui se me mette bien. Quindi Pezzetto di salsiccia. ecco, in ogni piatto cosa va messo quindi? Almeno noi usiamo così un pezzo di carne di maiale e un pezzo di salsiccia. Un altro po' di salsa. Però, ragazzi, è la cotta di sopra. Poi una bella grattugiata di ricotta. Eccoci qua, abbiamo finito il piatto, spero che vi sia piaciuto, che sia gradito da voi, che li riuscite a provare anche voi a casa. Vi abbiamo spiegato come vanno fatti dall'inizio fino alla fine, non è difficile, quindi potete provare e assaggiare questi maccheroni sanpietrini per carnevale. Nonna Peppina, per chiudere il Per piatto chiudere, dei speriamo maccheroni, che- intanto speriamo- bisogna mettere la ricotta. La ricotta sul macaroni ci vuole ricotta. La carne di maiale, salsiccia e poi gustarli. E ora li provate voi e vediamo se vi piacciono. Diteci se vi è piaciuta la ricetta. E allora amici, fateci sapere da dove ci avete seguito. Noi vi mandiamo un forte abbraccio, quindi da questo bellissimo borgo siciliano nel cuore della provincia di Messina. Siamo a San Piero. Patti. Come si chiamano gli abitanti di San Piero Patti? San Pirotti. San Pietrini, San Pirotti in siciliano. San Perotti. E allora, questi sono i maccheroni. San Perotti. San Pirotti. E allora, Buon carnevale a tutti. quanti ricordi questi maccheroni, vero? Ah, abbastanza. Sono- E glielo auguro a tutto il resto, a tutte le altre persone e le altre ragazze che vengono dietro di me. Ci auguro tanta vita come l'ho fatto io. Solo sentire il profumo, Il profumo. le porte indietro ai ricordi di un tempo che non E c'è fare più. le cose con amore e con soddisfazione. Allora, noi ci diamo appuntamento anche per la prossima ricetta perché tra poco arriverà la Pasqua e magari faremo qualche cosa di speciale. Sappiamo che già nonna Peppina ha... A Pasqua facciamo il colore di uova. Il Bene. colore di uova. Le ciambelle con le uova. Grazie allora e noi andiamo a gustare questi buonissimi maccheroni. Voi fateci sapere se vi piacciono e soprattutto fateci sapere anche se conoscete il profumo di questo piatto tipico della tradizione. Qui abbiamo un primo e un secondo perché poi la carne può essere gustata anche come secondo. Esatto. Quindi 2 piatti in uno. Piatto unico. Piatto unico. Primo e secondo. Complimenti nonna Peppina, un saluto. Speriamo che vi piacciono. Ciao a tutti. Buon carnevale. Buon carnevale a tutti. E buona vita. Buon carnevale. E buona salute. Arrivederci a tutti, grazie. Salute, pace, salute, salute. Ciao.